Eccoci con Marco Paglialunga, tecnico federale che oggi ha condotto il Regional Day Femminile Veneto 2014. Marco, cominciamo con un bilancio di questa giornata. Bilancio ottimo, la giornata non è ancora finita perché mentre noi parliamo i tecnici delle atlete e i selezionatori provinciali si stanno apprestando a entrare nella saletta in cui faremo riunione, quindi la giornata di per sé non è finita, ma il lavoro delle atlete sì, e ce ne andiamo con un bilancio veramente positivo per la qualità tecnica espressa dalle atlete, e positivo anche per alcune fisicità che abbiamo trovato di notevole interesse. Per cui insomma, se devo valutare l'attuale stato di salute della regione sulla base di quello che ho visto oggi, direi che è uno stato di salute veramente ottimale. Quali sono gli aspetti più positivi di questa giornata? Hai detto le fisicità oltre alla fisicità, sia una fisicità a livello medio di gruppo, cioè una regione che comunque mantiene degli standard sempre alti rispetto alla media italiana, sia come picchi, nel senso che ci sono 3 o 4 atlete di notevole interesse da quel punto di vista lì. Direi il controllo delle tecniche, soprattutto sul discorso dell'attacco, grande potenza di colpo, grande altezza di colpo, dato anche dalla fisicità, ma non solo, anche da un controllo di rincorsa e equilibrio in volo notevoli, per cui di sicuro sull'attacco abbiamo visto le cose più pregevoli e discrete cose anche sul fondamentale di ricezione, che è merce rara in questa fascia d'età. Hai parlato appunto della ricezione, c'è qualche aspetto invece su cui bisogna lavorare forte adesso? Diciamo che la qualità tecnica espressa sul fondamentale d'attacco non ha trovato poi un grandissimo riscontro, quantomeno non quello che mi aspettavo, sullo sviluppo tattico dei colpi, nel senso che sembra un po' slegato dalla capacità tattica individuale di sviluppare i colpi giusti in determinate situazioni. Però al di là di quello direi che i difetti che ci sono molto legati all'età, quindi sono tutti sani. Un'ultima domanda: in un contesto come Regional Day, quanto è importante sottolineare comunque il lavoro dei club che sono la radice del movimento pallavolistico? Assolutamente fondamentale, una struttura sportiva come quella italiana poi, che non si può avvalere della scuola, non si può avvalere di altri supporti, il lavoro dei club è determinante e l'importanza di giornate come queste aumenta di tanto se in giornate come queste per l'appunto c'è tanto confronto anche con i club, che poi sono coloro che possono fare realmente la differenza con le giocatrici, non di certo noi che vediamo queste atlete, sì, partecipiamo, ma alla lontana in maniera indiretta alla crescita di queste giocatrici, ma il pallino in mano, come si suol dire, è in mano delle società, per cui giornate come queste diventano veramente importanti in presenza di confronto. Allora ringraziamo Marco Paglialunga e in bocca al lupo. Grazie, crepi il lupo.